Sì, ci sta. Ragazzi, siamo di fronte a due autentiche divinità contemporanee. Sì. Due Buddha. Manifestazioni viventi della bellezza assoluta. Pensati come che se lo ce fai. Eccoci qua. Queste due creature che la scienza estetica definirebbe inarrivabili. Non se ne immagino. La loro presenza, voi non sentite amici da casa, ma la loro essenza irradia vibrazioni cosmiche che annientano le banalità del quotidiano. Guardate che sei un poeta. Siamo qui con Chiara ed Arianna. Potete spiegarci chi siete? Siamo due creature cosmiche. Creature dell'universo. Occhi che penetrano l'anima. Ma chi? Guardi che abbattono Di il penetrare qua. Guarda. Si penetra, si penetra altro, non l'anima. sguardi che penetrano i muri del pregiudizio. Ma cos'è? Siamo vittime noi del pregiudizio. Esatto. Sono opere d'arte viventi, muse dell'egoismo universale, degno di un culto. Di un culo, appunto. Cioè. Spero che Arianna partisse in un qualche risata. Ed eccoci qua. Ecco, no, siamo arrivati Col al calice di acqua. A me fa un prosecco, no, un spritz bianco. Che cazzo è questo spritz bianco? Mi sta buttando un litro di acqua. Non sa del prosecco. Oh, allora, La cocciniglia, ragazzi. Dovevo un attimo idratarmi perché ero ansia. Vai, ti serve a idratarti. Perché sono passati 3 minuti e 37 secondi e ancora non avete detto chi siete. Ah, vai Chiara, inizia La tu. spiegazione sola. Vabbè, Cioè, Se no, vi ripresento mi io. chiamo Chiara. Sono una creatura mistica, a quanto pare. Una musa ispiratrice del disagio. Esatto. Eccoci qua. Sì, io sono Arianna, altrettanto musa, più muso da me, però vabbè, non Mi importa. muso da cane solito. Esatto. Siamo là. E, come dire, ci siamo conosciute, Vogliamo sì, in una bellissima serata organizzata... Weekend. Dio caro, organizzata da uno dei veri maestri Dell'arte del dell'arte disagio. del disagio, che purtroppo non è qui stasera e Peccato. sarebbe da mandarlo a fare in culo per questo. Oh, Sì. là. Vaffanculo Pin. Esatto. Pieno di Let's go. Natale. Pino di Natale, Pino di vattene a Natale. fanculo. Da giugno che ti rompo le balle di venire qua a raccontarci le tue Termine avventure. con le tue amiche Esatto. preferite. Con le tue BFFs, cioè. Esatto. Lo so. Ma io veramente campone, maleducato. Che, aspetta, Più di se noi. posso aggiungere, in molti non sanno la sua vera estetica, perché nel suo vestito Da Jack Sparrow. Che sbaglio. Però sono Jack Sparrow, cioè una persona normale. Oddio, normale non sembra so. con sto ombretto Normale. nero fare gabba d'oggi, mi non so come fa a andare in figa vestito così. Che No, fare- aspetta perché sei pure sposato. Sì, esatto. Tra Chiediamo alla Con anche moglie, una chiediamo bella alla figa, tra moglie. l'altro, se proprio dobbiamo dirlo. Tra Giada, l'altro- sei bellissima. Dei miei amici si chiedono, ma che costume? Lo lavi o vai in letto? No, Scusa. ma Giada, ma sei sicura? Ma sei sicura, Giada? Però... Dice che lava la parrucca. Speriamo, Mi ha ma fatto per- vedere delle foto all'epoca. della parrucca navale. Sì, però secondo me puzza sempre di merda. E dai, con soprattutto. Mamma mia. Anche Soprattutto. perché a volte se fa tre giorni di Fiat Festo vedo sempre vestiti uguali. Come fa? Tipo allo spring break. E vai in doccia diretto col costume, non lo so. Oh, nel dubbio. Nel dubbio. Che poi inverno sta sempre quello, roba da mati. Vabbè, Non comunque... cambia forse i pantaloni. Ah, invernali sì, devono vai- essere un Braga e il Marco. po' più pesanti. Vedi che il suo su sei gambi, insomma. Qua forse è l'ultimo dei problemi. Povero ci uccide. Che ci suoi? Si merita tutti insieme. Non ha voluto venire. Quindi. Comunque, voi siete delle specialiste delle feste, festre, Fridink e se che ancora, comunque, Madonna. Cari. VG Mania e Spring Break, giusto? Sì. Specialista. Specialiste. Specialiste. Nel senso che abbiamo beh, sì. perso la dignità più o meno tutte La dignità queste. non ce l'abbiamo mai avuta, cioè non esagerare adesso con le cose. Siete le massime esponenti che avevo mai intervistato che siano Che andate trovare- a queste peso e feste. peso. Cosa significa andare a uno Spring Break? Non so cos'è per Spring Break, per chi non lo sa. Allora, intanto ti diamo la versione
carina, ufficiale. Ok, vai. ufficiale. Mi aggrego. Ok, quindi, allora, il bello dello spring break è che tu puoi passare 3 giorni senza Vacanza. pensare ad un cazzo o al cazzo, dipende quello sì. dai punti di vista. In che senso? Nel senso che effettivamente c'è tanta gente che allo spring va per fornicare. Ok. E questa è la versione ufficiale, quella bella. Ok, quindi lo Quella- spring serve per fornicare. Cosa serve, Dio caro? Cioè, Usate i condoni che non si sa mai. Una volta li regalavano anche, adesso neanche quello, però vabbè. Quindi ecco sì, questa è la versione molto carina. Nel senso La che versione meno carina? la versione meno carina è che sembrerete dei cadaveri in putrefazione per 3 giorni. Per 3. 3, Sono tornata a casa con la broncopolmonite la prima volta. Anche quelli dopo saranno dei bei giorni. Ma dov'è sto Però- posto qua? È un posto su spring break? O break o break? Break. Break, attenzione qua, l'inglese Attenzione, qua. ragazzi, Perché poi abbiamo- se perché voi mi volete fai pronunciarlo come cazzo vi pare, fate quello che vi pare, però sarebbe break. Comunque è un meraviglioso villaggio in Croazia, A un mago. a Umago, Quindi a comunque 2 ore e da mezza qua 2 dal ore e Veneto, mezza, sì. dove per 3 giorni si sta in un villaggio E si fa schifo. e si fa cagare. Cioè, nel senso, non è La che- mattina morti viventi che camminate per il villaggio o dormite, dal pranzo, dopo pranzo in poi iniziate a bere, quindi praticamente sono 3 giorni. tardi. No, io inizio io la colazione con prosecco Ok, alle 10 anch'io. di mattina Di dai, solito iniziamo con la sì, birretta. dai vicini si va il prosecco davanti. Brioche, birretta. No, proprio prosecco e basta. Prosecco e basta. Ma sempre In uguale, pigiama, ma rigorosamente. non altri posti quindi. No, ma No, Ah, sempre Umago là. fanno lo spring break. Poi Ok. magari in altri posti vengono organizzate altre cose. sì. Ok. Tipo il nostro amico Pin di cui parlavamo prima organizza anche i viaggi a Pag dove anche quelli, cioè, non li raccomandiamo. Cioè, sì, li raccomandiamo, dipende dalla gente che deve parteciparci, ecco. Però Ok. sì, ecco sì. Quindi voi andate là 3 giorni, cioè partite la mattina, arrivate là, state là 3 giorni, avete già l'alloggio, cos'è un villaggio? In che Sì, senso? tu prenoti praticamente l'alloggio, il braccialetto per entrare alle feste ogni sera e, E alla pool. e alla pool, sì, alla pool area, perché durante la giornata c'è la pool, che appunto dove ci sono le piscine, c'è un'area con tutto il palco, tutti gli spettacoli, tutti insomma intrattenimento con dietro la pool o comunque nelle zone verdi ci sono tutte aree dove si possono fare giochi vari ed eventuali, dal green volley a... Il toro. il toro. Il toro. Quello è proprio in pool, il toro era quest'anno. Il toro. Vabbè, vari giochi ed eventuali e quindi c'è musica, intrattenimento e tutto. Ci sono anche per chi vuole a pagamento i boat party. Sì. Esatto. E poi la sera ci sono le aree riservate con la musica e c'è l'ingresso insomma alla festa vera e propria. E poi se uno non è ancora stufo può andare Ci sono nelle gli after. casette da fare gli after, esatto, dove di solito ci sono. Esatto. Quindi uno prenota là 3 giorni di questo spring break, Yes. praticamente sta là 3 giorni e può decidere... Fa diventare un cadavere praticamente. Ma in che senso può diventare un cadavere? Diciamo che può decidere in che modo morire, cioè se di gonorrea, se di alcolismo, Sifilide. non lo so, qualsiasi cosa. Io l'anno scorso mi sentivo che stavo per lasciarci le penni. Dov'è l'Arianna? Dov'è l'Arianna? Andate in pronto soccorso? No, dov'è l'Arianna? Perché ho mangiato un brownie speciale, ma ho esagerato con le dosi. E ad una certa dentro a questi mini cosi dove eravamo a ballare. Le palle. Sì, Quest'anno no. c'erano le palle. Le palle, vedevo delle Palle. scale rosa con il corrimano viola. Ragazzi, non c'è mai stato nessun Era piano corrimano, terra. nessuna scala. La palla, era piano terra. Cioè, vabbè, quindi volevo farmi ricoverare ad una certa. Ho Ma- chiesto aiuto. Ma tutte queste cose sono fornite direttamente dagli organizzatori? Il brownie Oppure- speciale? No. No, non credo sia nel kit di preparazione. È semplicemente che la gente è disagiata. Ma quindi voi andate là, vi portate da bere anche da casa? O Sì, sì, sì. Sì, Ah, tendenzialmente da casa. Allora, si ognuno ha il può proprio comprare, sì. si può comprare, Ah, però non Però- vale la pena. quindi non è incluso, io pensavo di sì, No. su villaggio No. tipo il free bar, per capire No. se no, ok.
hai l'appartamento, puoi portarti da mangiare, puoi portarti da bere, puoi portarti quel cazzo Ok. che ti pare e poi durante la serata comunque nelle aree di musica, Sì, eccetera, dopo ci sono i c'è- vari bar dove fanno anche comunque da mangiare, dove puoi prendere da bere, se no vai di nuovo in casetta, fai Fai rifornimento schifo. e poi ritorni a ballare. Ok, quindi probabilmente uno si è portato come rifornimento questi brownie. Sì, Sì. Vi portate anche pranzo e cena o... Sì, sì, anche tutto. se, sì, sì, anche se generalmente ne salti almeno 2 o 3, però... io ho mangiato sempre quest'anno. Brava, Sei stata brava. brava. Bravissima. Anche Qual è perché il in 3 pasto giorni questi tipico? polti panini 3 giorni. Pasta al come fai? tonno. Pasta al tonno, pranzo tipico Ah. e anche il panino con wurstel. Se no, Di chi? sì, anche Oh! vabbè, quello di quello che trovi. Di quello che hai pagato, cioè, dipende dalla situazione. Un po' come capita. Un po' come capita. Però sì, effettivamente l'anno scorso il buon Abe mi ha salvato con un panino al wurstel di suino. Perché Che ero suino morta. era? Non lo so, poverino, mi dispiace. Quindi sì, avete anche la cucina degli appartamenti. Sì, quindi sì, c'è potete- tutto, cucina, letti, bagno, insomma, ti accampi un po' perché comunque tipo noi eravamo in 10 quest'anno, quindi 5 per appartamento, avevamo le camere in salotto, però comunque vabbè, sono 3 giorni, sei con gli amici, vai là per comunque fare festa, divertirti, per cui Ok. ti accampi. Esatto. Quindi voi andate là e tipo la partita la mattina, no, arrivate là e vabbè, scaricate le valigie, credo, poi... Fai il check-in, Mhm. prima Ok. c'è il check-in iniziale, ti danno tutti i braccialetti, tutto quanto, prendi, vai agli appartamenti, ti scarichi tutto quanto, ti sistemi come vuoi Inizi e a poi bere nel mentre. inizi a bere. Mentre perché la prima cosa che scarichi di solito è l'alcol. Tu sapevi la storia del mio albero? Oddio, non sono sicura di volerlo Primo sapere. anno di Spring Break, Mm. arriviamo, iniziamo a disfare le valigie, Valigie. Mm. a sistemare tutto quello che sono le nostre cose, tutto quello che c'è, insomma. Eravamo in 5, o in 5-6, non mi ricordo, in 5 mi sembra. Io ho la camera da sola matrimoniale, quindi top. Iniziamo a disfare, gli altri disfano, inizio a far da bere e a bere da sola. Morale della storia, entrano ragazzi in stanza, un po' di delirio vario ed Si eventuale. presentano. Sì, esatto. Col cazzo Usciamo a di fare un fuoco. giro per capire un attimo dove erano le cose, dove andare, cosa fare dopo cena. Dopo cena. Arriviamo vicino alla pool, c'è un bellissimo albero e faccio, raga, io devo sboccare. Ah, subito, sì. Erano passate 2 ore. Inizia Avevo bene. già bevuto tipo 6 americani. Inizia Quindi bene, trovo il poi- mio albero e quello da... Cioè, Comunque, quest'anno ho c'è una cosa rifatto da il dire. video ballando attorno all'albero schifo. davanti a tutti. Però c'è una cosa da dire, Botte. Vai. Vomitare non prevede squalifica. No, assolutamente, sei un campione Sei quasi. un campione, quasi se sbuchi perché poi puoi ricominciare da principio. Ok, ho capito. E più di prima. E più di prima, e Ma peggio di prima. trovate già feste anche durante il giorno o solo la sera, quindi... Dal dopo pranzo. Sì, la prima è, vabbè, o ci sono le casette che fanno merda loro. Sì, che hanno magari loro DJ, casse, esatto. cose che quindi fanno musica. O comunque nel primo pomeriggio C'è la pool. inizia la pool e quindi... Che la pool secondo me è la parte migliore. Sì, anche secondo me. Proprio Io mi diverto. Ma la perché pool usa la piscina? praticamente è vicino alla zona piscina Ah, sto fotografo, giusto. e c'è tutto questo stage dove ci sono dove ci sono i DJ e secondo me la cosa migliore del primo giorno è quando tu arrivi alla pool arena, comincia già ad essere tardo pomeriggio, cioè va magari le 4, 4 e mezza, 4, 5, sì. quindi comincia già un po' ad essere Sì. quel mood là. E Hai vedi già tutta bevuto qualcosina, esatto, sei nel qualcosina, hai già bevuto chill. il chiave più o meno. Il E po'. arrivi là e vedi tutta la gente che comincia ad arrivare vestita nelle Ah maniere più sì, sì, improponibili. perché la cosa più divertente è la gente che arriva vestita nelle maniere più spropositate. Vestita o svestita, dipende dal mood. Dipende cosa Dal vuoi mood, cosa essere vuoi quella... esprimere quel giorno. Se vuoi fare la cagnetta, se vuoi Il fare... cagnone. Tutti no. ci passiamo. Sì, tutti ci passiamo. Tutti. Sì, se Io ho non, se ballato non in rischiassi il pool. cagotto fulminante ad andare in giro mezza nuda, No, potrebbe però essere una io buona in idea. pool mi ricordo registrano quella fascia totale, spogliata tutta perché faceva un caldo della Madonna ed eccoci qua. Poi sei cagata addosso, sicuro. Sì, totale, quello succede sempre.
Però Hai una certa età ormai, mi dispiace dirtelo. Quindi 30. dopo la vomitata c'è anche la cagata addosso. Più o meno. no, quella è durante la Ah, vedi. quando torni in casetta, no, ti sistemi, mangi una pasta perché dici ti smaltisco Vabbè, smaltis grassante. Ma in tutto questo, E prima poi sei cagata. vestito da pirata in tutti i 3 giorni? Che No, non forse si anche da danno- orsetto. no, sì, esatto. Da orsetto. Sto È una bella pensando caso. quest'anno. Anche in stagione l'ho fatto su Spring Break. È aprile. Aprile, di fine solito aprile, è vicino al 25 il ponte del 25. Esatto, Ok, se c'è ok. ponte. Vai, botte. Io ho una Facci qualche domanda però, Vai. perché il giubbino? Perché so c'è- fare la schiuma, però attenzione ragazzi, perché se Ho ho tolto No, non dovevi chiedere. perché maglie che corte fa massa freddo, a Filippo questa massa ha messo proprio su dopo te. Ragazzi, voi non vedete, ma da Dio che è un masseo, che è un specchio da Dio, per vedere che le ragazze, le opere d'arte qua si Opere vedono. d'arte. Ma Sì, io vedono vedo bene. tipo cosa Che cosa in mezzo, esatto. Cosa sei che ti vedi? Anti al telefono in mezzo? Sì. Comunque Sì. l'importante è il pensiero. Vabbè, tanto faccio la merda, dopo faccio la merda. E insomma, dopo questi 3 giorni dite che diventate dei cadaveri perché dopo Ma la anche dal puntata- primo, cioè... Sì, Perché, esatto, ok. fai 3 giorni che sei un po' zombie style. Però appunto dopo aver bevuto e aver vomitato, dopo essersi cagati addosso, il secondo e il terzo giorno diventa anche impegnativo secondo me sostenere comunque 3 giorni. No, perché sei nel mood giusto. è vero. Mood festa. Sì, ce la fate? Sì, cioè ce l'abbiamo fatta noi a 30 anni, vuoi che non ce la facciano quelli più giovani? Esatto. Ho capito. Cioè, anche perché comunque effettivamente io non direi che riuscirei a fare una cosa del genere normalmente, però lì secondo me è proprio l'adrenalina che va e poi non hai veramente nessun pensiero, che è quello che dicevo prima, è quello il bello, cioè nel senso tu non pensi a un cazzo se non a divertirti. conoscere gente, divertirti, bere ovviamente se vuoi bere, però sì, Sì, anche perché il bere è un'aggiunta, in realtà là ci si diverte in ogni situazione, perché comunque sono le situazioni a portare il divertimento, il bere è l'aggiunta perché fai schifo e basta, cioè vuoi far schifo perché e ti basta. piace bere, cioè. Una roba che, Perché sei veneto. Perché sei un alcolizzato. una roba che mi viene da chiedervi, il rapporto ragazzi, c'è un 50-50 oppure perché in tante feste no, c'è sempre sto pallino che Oddio. Secondo me è abbastanza... Sì, è giusto. Sì. probabilmente quando fanno le camere fa metà maschio e metà femmine oppure no, non c'entra niente. Insomma, dipende anche un po' da uno come prenota, nel senso che se tu vai con amici, di solito ti prendi la casa con gli amici, Sì. e poi vi dividete voi. E se no, di solito mi sa che invece ti dividono con persone dello stesso sesso. Se tu Ma prenoti... puoi scegliere forse Non lo so. a caso. Se ci fosse Pin, che non c'è, potrebbe rispondere a queste Mai domande. Cioè, Che sbaglio. Pino di Natale. Pino di Natale Esatto. Ah, adesso ho capito. Pensavo più... doveva chiamarsi Natale originariamente. Quando che io da... Adesso sputiamo ancora PIN. Che gli ho dato è il numero alla FIA per sentire io per le prevendite. Fa mai cinese. E fa PIN, no? Ma Cioè tipo PIN, ti sei beccato anche del cinese. Esatto. Mancava. Immagini. Me lo immagino, che carino che saresti Pin. Quali sono state le vostre prime feste? Cioè come vi siete avvicinati a sto mondo? Ma, Per colpa di per colpa di... Sempre io. No, per colpa di Molin, che conosceva Pin. Ah. E la mia prima festa deve essere stato uno di quei boat party devastanti dove ancora si usciva che eri più o meno a quattro zampe. Spieghiamo bene così che sono sti bot party, andiamo un po' fuori dallo spring Sì. break. Allora, un boat party è una festa sempre organizzata da Vigimania e Fornication, non dimentichiamo, dove praticamente passi queste più o meno 5-6 ore in questa Sì. barca. No, forse 5. dalle 9, Dalle sì, 9 alle di 2-3, solito, sì, esatto. quello che è. Dove passi il tuo tempo a far schifo. Anche lì, nel dubbio, è comunque sempre quello. Cioè. Ragazzi, vi spiego io meglio sti bot party. Poi vai, a Berto. ti zappi una barca di una certa ditta che non nominiamo alla fine, un batteo. Ti sta là, ti fa il giro di Venezia in 5 ore. Italia. Venezia non la vedrai mai. Hai un bagno più piccolo di sta stanza, molto più piccolo di sta stanza, perennemente rotto. E c'è anche qualcuno che riesce a ciamarci dentro. Non A so caso. come. Perché rotto, pissare non te è. Devi È andare... il mio futuro marito.
se tenti a pisciare fuori dalla barca c'è un uomo là, non so, una guardia che qua pila te Sì, te totale. guarda il ciccio e non puoi pisciare. Hai solamente 2 tipi di drink che costano la follia, hai gin tonic e gin lemon. E quindi porti il bibitone prima. Esatto, in zaino, dicendo che, vabbè, perché quando venivo da fotografo dicevo la roba per far foto, in realtà l'avevo già la roba. Noi io- prima di entrare totalmente bevevi e poi entravi. Già sfatto. Io, e dopo ti pissavi dove? Indosso. Addosso. Più caro, una volta sono arrivata che ero tipo a 7 tequile, così ero così. Cazzo. Hanno vietato di darmi da bere al bar come se comunque avessi voluto bere altro, cioè ero più o meno Altro che la su una pipì dal vecchia, Dio bordo. caro. Cioè, E niente, dopo ti gasta sala a 2 piani, generalmente sotto che muori e sopra che te vai. Ho visto insomma, tanta gente morire, è stato bello. sì, ho visto anche tanta gente fare ASL. Ogni volta quando cercavo di portare gente là, la gente mi chiedeva, ma se uno vuole andare via prima che finisca il giro può Cioè, farlo? se è un botto, cazzo, cioè se è una barca, ti sei Se su una butti barca, su. dove cazzo ti vuoi andare? Butti te, che cazzo ti vuoi da dire? Cioè, se non vuoi Muori, stare, coglione. mori, total velene, mori, cioè, se non vuoi stare in una barca per 5 ore, non vai al boat party. Poi, ognuno di fare ciò che vuole, però insomma, come dire, cioè, e pagliacci ascendenti in clown, cioè, in circo proprio. Ti va di raccontarci, Arianna, qualche avventura su sto boat party, visto che lei che non No. Data. E ha visto cazzi, Cazzi, tette. te culi. E, no, però una volta ho tentato di baciare una mia amica e lei mi ha detto no, perché ho appena fatto un bocchino. Io, vabbè, non faccio nomi e cognomi. Però non ero io. Non ero io. Strano ma vero. Vabbè, Oh, che fatica. Che fatica, che fatica. Beh, Dai, raccontaci boat. qualche aneddoto tu dei botti. Ma non so, io ho visto gente sfasciata. Ma è sfasciata. Me in primi. Io ho visto Pin sempre vestito da pirata, Sempre vestito Sì. da pirata. Sì, che sì. spruzzava Da alcol. Dai, che Sì, anche perché c'è Finn, c'è il bibitino. Il C'ha un bibitone, litro e il mezzo bibitino di della bibitone Giada. e il bibitino della Giada. Quindi ecco, sì. E poi cosa succede ai boat party? Ma di tutto. Sì. Il peggio che potete immaginare non è ancora il peggio. Cioè, C'è da dire che però la vecchia guardia è sempre la migliore. Quella volta che Jeep è venuto con... quando c'è il disagio vuol dire che c'è la vecchia guardia. Esatto. Quando c'è la vecchia guardia vuol dire che dovete aspettarvi di tutto e oltre, Sì. perché... Quando Jeep arriva col vestito da Borat, lì sai che nulla potrà andare bene in quella serata. Cioè, Borat con i Mundu. Sì, Cioè, totale, quelli- totale. Top. Ecco, quindi... perché là ci sono anche parecchi personaggi trasvestiti tipo Banana Dan, no? Cioè, Ah, sì, ma sì. è vero, esatto, sì. che lanciava banane, poi Sì, c'era che io un giorno gli ho anche detto merda perché io ho paura delle banane. Non si direbbe. oltre alla cocciniglia anche delle banane. Eh sì, le banane mi fanno proprio schifo, cioè il frutto è specifico. E questo coglione di Baraven, TVB, cominciava a lanciare queste banane di merda. E io le faccio, ma che cazzo lanci banane che poi mi trovo la merda per terra e mi viene da sboccare? Cioè ho avuto i conati un sacco di volte. E poi un giorno mi ha detto che forse sarebbe diventato Cherryman, ma non è mai diventato Cherryman. Pensa a te. Stiamo aspettando. Siamo ancora a... È un invito. È un invito. Ok, benissimo. Poi, cos'è che vi piace di più di questi ambienti? Cos'è che vi attrae dal dire, cioè, vado anche la prossima volta? La gente. Cioè, oggettivamente parlando, secondo me si conosce gente interessante. Divertente. Sì, divertente, con cui comunque... Stai senza pensieri. Esatto. Ti diverti e non pensi a Non niente. pesante, esatto. Esatto, sì. Ok. Poi possono nascere amicizie. Esatto. Guarda, la prima sera che ci siamo conosciute è meglio non rimembrarla, però... No, raccontiamo. Si è rotto un braccio. Si è rotto un braccio. Io... No, il mignolo è così. Migno. Ho visto gente entrare in cassonetti la prima sera che lo e indossare magliette trovate nel cassonetti. Nel cassonetto. Non facciamo nomi. Non facciamo nomi, ma solo uno può essere.
E boh. Sì, quella serata è stata bella, sempre organizzata dal nostro amico Pin, che ci ha Proprio dato... fiscerà al buio del culo. Scusa. Madonna. Che ci ha Però- portato a Bibione, alla Mar. A Bye Bye alla One. Comunque diciamo che Pin è l'organizzatore vero dello Spring Break, giusto? No, non è il PR. È il PR migliore, questo Sì, possiamo sì, dirglielo. sì. Perché Ok. lui ti svaga We la love you. minchia dalla mattina alla sera Sì, finché totali. tu non prenoti. Esatto, e ti fa anche sentire in colpa tra l'altro. Totalmente. Totalmente. Sempre. Che cazzo fai? Sei sfigata? Sei una quanto Sei diventata una trentenne. Ti piace andare nei baretti da fighetti? Da fighetti. Doveva passare i 40 da un poco, però vabbè. Però Lo spirito rimane. lo spirito rimane quello. Quello è. Ma raccontateci qualche aneddoto anche non vostro in terza persona, magari di qualche di questi personaggi un po'. Beh, allora la prima volta che io ho conosciuto dei nostri amici mi sono arrivati avanti con uno di loro all'inizio. Molto bene. Tutto con vestiti bondage Di sapere sì. e che andavano in giro ma voi immaginate perché Sì, erano in tre È vero, non può essere e così si sono presentati insomma così facendo accarezzare il cagnolino sulla testa. Tutte cose del genere, insomma storie molto divertenti di gente che nuota in pozzanghera. Come no, tipo quando è grande. C'è chi ha queste capacità, nuotare nelle pozzanghere, cagarsi addosso, cagare i cestini nei cestini. e lanciare la No, cioè il cestino cosa serve a lanciarlo, scusa? Eh no, perché l'ha lanciata nel coso dei vicini. beh scusa, Come regalo. Che si cosa affassa, fai, te ne privi? che si affassa direttamente in mano dopo la lancia, perché del cestino. Non dà No, idea. Per cortesia. Cioè, E, che già mi sembra sufficiente dell'idea di merda che ha. e Molin, qualche avventura di Molin che. Allora, con Molin, allo Spring Break c'era questa meravigliosa confraternita chiamata Beta House. Ah, la famosa Beta La famosa House. Beta House, esatto. Attenzione, C'è gente che ancora chiede dove sono i beta. Ciao Patrick. E allora praticamente i nostri servizi offerti erano il battesimo. Cos'è Ok. il battesimo? avete provato a farmelo a Bibione? Io me l'hai spiegato, non l'ho voluto fare. Non l'hai fatto allo Spring? No, Ma sei struzza. sì, Guarda, che la io mi defilavo. gente. Comunque, allora, praticamente che cosa facciamo noi per iniziarvi alla nostra confraternita? Poi vi diamo anche un adesivo con la Beta House. Beta House che è comunque un chiaro richiamo a American Pie. American Pie. American. E allora noi vi prendiamo, E già qua e già qua, suona vi male. buttiamo un po' di sambuca in bocca, un agnello, e dopodiché... Cosa? Un Un agnello. agnello. E dopodiché vi diamo fuoco alla bocca. Orco Giuda, Sì. Yes, attenzione. io sono scappata. Beh, immagino. Io l'ho ma- fatto tante volte. Subito appena si arriva. Io già con Certo. l'odore della sambuca a sbocco. No, allora perché io il mio primo spring break mi hanno dato il compito di fare la PR della Beta House. Esatto. Esatto. E non gli chiedeva più un cazzo. L'Ariana imbriaga ovunque tranne che per fare la PR. No, guarda che il primo anno ero bravissima. È il primo, dopo E poi persa Palcaigo. persa Palcaigo. Una volta hai battuto anche Molin, mi dicevi, no, nel pierraggio. No, chi è che hai battuto? No, sì. Che sporo. Oh, Ero sono la arrivato seconda là. dopo Pim. Te già eri imbriaco, basta. Oh! Ho portato 20 persone a Molin 6. È vero, era il disagio di quello famoso quinto, quello meraviglioso Sì, dove sì. eravamo putrefatti. Allora forse no, Non so se hai prima. No, mi sa che prima dato con Pinto. Mezza gente, voi altri, hai portato Sì. loro da 5 persone. io fedele sempre a Pin. Io a me stessa. E quindi il primo spring break mi hanno detto vai a chiamare gente per fare il battesimo. Non mi hanno dato un lasso di tempo, però io... E già qua l'ho fatto male. No! Perché io sono andata a portare la carta, quella che praticamente quando tu arrivi Ah sì. hai una carta da compilare dicendo che è tutto ok. Perché poi tanto ti fanno pagare comunque i danni, però almeno... Arrivare anche questo che mi ricordo, Ecco, e praticamente dalla casa alla reception io ho mandato tipo una quarantina di persone a fare sto battesimo, tanto che ad una certa mi chiama uno dei ragazzi e mi...
stai mandando troppa gente, non siamo pronti. Io, ma Dio cazzo, mi hai detto che dovevo mandare gente e io ti sto mandando gente e tu ti lamenti. Probabilmente non l'ho detto con questa lucidità ed era più sbiascicato, però il fulcro era quello. Ho capito. Poi appunto Molinsov che mi mandava, cioè più che altro postava, che c'era una lista di danni da pagare, tipo estintori, murette, ombrellone o cos'erano, altre robe comunque. Sì, allora ammetto Sì, che un dipende. anno, siccome praticamente sapevamo che tanto avremmo comunque pagato i danni, abbiamo deciso di lanciare anche noi le cadreghe Le cadreghe. le cadreghe dalle finestre, e c'è anche un video di me che lancio proprio le sedie. Io mi ricordo, ma non Ti era lo ricordi? spring break? Io Uno stendino dalla finestra. non Sì ero che io. c'è- No, non eri tu. È sempre colui che nuota nelle pozzanghere. Come quando ci hanno il celofanato. No, non eri tu come però a me hanno il celofanato. Vabbè, si lanciano anche gli stendini comunque dalle finestre. Sì. Tanto comunque sì, effettivamente ci sono un tot di danni che poi probabilmente non sono neanche reali, ma sono quei 5 euro che ti tolgono dalla caparra a prescindere, perché sicuramente ci sarà qualcuno che Fa cose. sì, Ah, tipo ok. ci sono casi in cui io non entrerei, tipo Mai. quelle di alcuni magnifici ragazzi della vecchia guardia, dove però secondo me il rischio è di prendere la lebbra più o meno. E di bere cose che non si vogliono bere. Sì, lasciamo stare. Cioè, l'altro giorno ho visto Gil che pisciava su un bicchiere. Eccoci qua. State attenti, ragazzi. Attenzione quando lo vedete, mi raccomando, non bevete nulla di offerto da lui. No, a meno che le cose non vengano aperte davanti a voi. E io ho scroccato a casa loro da bere cose aperte al momento. Ma hai avuto il coraggio di entrare? E c'era Pinna anche in quello nello stesso appartamento. Benissimo. Come mi sono fidata. Volete anche raccontarci, se non avete altri aneddoti divertenti o comunque robe un po' strane successe, di come funzionano invece le feste free drink che mi dicevate fuori onda che sono praticamente scomparse adesso? Ci sono. Cioè ormai la nostra generazione e quelle dopo di noi non fanno più feste free drink. E Purtroppo. quelle vecchie ti va di raccontarci sono simili allo spring break oppure sono diverse? No, allora piano. Cioè lo spring break è lo spring break. È lo spring break. Scusate, spring break. Ah, sì, sì. Vogliamo a dire lo spring break, le feste free drink qua in senso sì, ci si diverte, si beve, si fa serate di qua di là, ma il divertimento, la gente soprattutto che si trova allo spring break e a eventi di questo genere non si trovava ai festini free drink di quando si aveva 20 anni, 25, non neanche 20 anni, 18, 20 anni, 22. È un altro tipo di divertimento, di festa, di stare insieme, cioè proprio di divertirsi insieme, secondo me. E le persone che poi incontri te le porti avanti, perché comunque incontri persone con cui poi sei affine, e cioè continui a frequentare. Io e Arianna, per esempio, ci siamo conosciute a un weekend organizzato a PIN e ci siamo continuati purtroppo. Con tutti gli annessi ricordi. Ma è una cosa bella, Sì, insomma. è una cosa bella. Beh, Beh, ai Disagioland comunque la gente era sempre quella però dello spring break più o sì, meno. è più o Sì. meno quella, Sì. ma infatti i Disagioland sono molto divertenti. Ma io per Sì. feste free drink intendo anche quelle, non è che c'è tanta differenza, no? Però free Là drink, il cioè... drink te lo paghi dopo. No, forse ne hai due. Sì, nei due, Tipo. come ai bot. Esatto. No, beh, quando sono nate quella c'erano 3 drink inclusi con l'entrata, quindi c'era un free drink più che altro per Farlocco. andare... No, perché dopo quando hai free drink tanti cosa fanno? Vado a prendere la roba, fa schifo, boh, la butto via. Così almeno 3 drink ci dai un po' di più di importanza al drink, no? Beh, se Fai meno merda, recente, diciamo. sì. Sì, vabbè, la gente comunque beve anche l'acqua delle pozzanghere, quindi voglio dire... Però io posso dire che bere alcol de merda, cioè, Ti fa stare de adesso merda. abbiamo una certa età, Dopo i 30 anni, Dopo i 30 anni è già si difficile. Anche dopo i 25 forse. Sì, quindi è meglio che la nuova generazione se la reffi un attimo e cominci a far cagare finché può, esatto. perché Fate cagare finché cioè, finché potete ragazzi, poi è tutto un male alla schiena, male ai reni, diti spezzati. Vabbè, ma là è successo in altre Sì, maniere. è scappata. Però vabbè, E fin che qua. volevi dire, cioè,
No, giustamente fare serata e dopo i 20 anni, il giorno dopo è ancora fresco. Adesso se non sbocchi a volte. ti sta mai 2 giorni, Almeno Almeno li senti proprio. li senti tanto. Ok. Però è comunque, posso dire che ho riscontrato, comunque da tutte queste feste e soprattutto dallo Spring Break, che la vecchia guardia, quindi quella nostra che va dai 45 ai 30, Sì. Perché al contrario? Ai 30 e 45 vabbè, scusa, Che è quella che ancora fa schifo. Cioè Sì. riesce a fare Sì. schifo, e Sì. schifo bene. a divertirsi male proprio. Sì, proprio da disagio. Se posso dire, io adesso discoteca mi vede col cannocchiale Solo perché per mai dire Coco. sì, ho quegli eventi là e comunque se c'è gente che frequento Spring Break, eccetera, eccetera. Cioè io alle feste adesso, se devo andarci, vado solo con quelle persone là dove so che ci sono, dove so che c'è un contesto proprio di divertimento del genere, se no io non vado più. Quindi io mi faccio le feste, quelle là, insomma. Preferisci evitare le discoteche perché? Perché intanto la musica ti vai a tagliare le vene, cioè voglio dire, la musica di adesso fa schifo. Entri, c'è sulla trap. c'è sfera e basta. Per carità, niente da togliere. No, no, per carità c'è chi piace tutto Cioè- quanto, però non sono più, anche il genere musicale non è più quello che ascoltavamo noi. Esatto. Quindi se ci sono le serate anni Anni 30, 90, anni anni 2000, 30, anni sì, 30, anni per 30, i sì, trentenni, cioè, ok. Allora, con sì. determinate persone, perché sennò... Sì. E poi, cioè, per carità, ci sono tanti giovani carini e molto simpatici e gentili. Sì, sì, Però è più difficile entrarci in contatto, no? Cioè, quando, secondo me, quelli della nostra età sono un po' più quelli che ti vengono a parlare e fare cacciara, quelli un po' più giovinelli no, non tendono a vanno più stare ad più tra di loro. approcciarsi, non si approcciano tra di loro proprio della stessa età. Cioè, figurati con persone più grandi che magari sono là che vengono anche a parlarti, cioè via via. Ok, va Io bene. parlavo con i marciapiedi, sempre fatto. Sì, beh, si vede, sei anche stata in marciapiede. Con te, infatti. Infatti. Mi raccontavi, Chiara, che qualche avventura con Candela invece, lo citiamo qua, Candela. Da quanto non lo vediamo, Candela? ma si è mai spenta? Tristissima stava. Eh beh, si è spenta perché non lo si vede più. Adesso è diventato il maestro del Riva, over the top. insomma, però ecco, a quei tempi là era diverso dallo Spring Break, oppure c'è più o meno com'era? Allora, il divertimento comunque e la leggerezza che ti davano le feste di Candela, per esempio i righetto, comunque perché erano sempre la coppia che scoppia, c'era, stavi bene, spensierato, ti divertivi, ridevi, cazzeggiavi e Spring Break, scusa, Spring Break. Che fastidio questo break, ma che cazzo di break vuoi a casa? E Cioè, me come comunque noi. il contesto è diverso, comunque siamo più grandi, ma non ce ne frega un cazzo. Cioè proprio fai disagio fino alla fine, fai schifo, stai male per una settimana poi, però secondo me erano anche due età diverse in cui si poteva. Ok. Che praticamente a sto Take Me Up era un hotel giusto dove chi Pin prenotava le camere Solo che ci sia sempre lui di mezzo. e sboghe chi sarà proprio veramente aveva forse con tutto quel peo del pirata A forse no. tutisce. Esatto, però era bella l'idea perché ha pensato non si poteva fare serata oltre le 10 di sera, mi sembrava, Sì. e ha detto lo facciamo direttamente in un hotel in modo che la gente resti là. E io purtroppo non lo conoscevo ancora all'epoca. Io l'ho conosciuto, sì. Ho conosciuto i ragazzi così, io appunto ricordo i cani. Anche le Sì, sì. E ci raccontavi che in questo contesto c'era qualcuno che le stava bloccato in ascensore. Sì, mi è capitato che non veniva più trovata una persona, non si capisce come cosa, che fine avesse fatto. Morale della storia, abbiamo scoperto che era bloccato in un ascensore che dormiva e andava su e giù. Ma è ancora là? Non può essere. Ma è qualcuno che conosco. Non lo so, può essere, non lo so.
in realtà eri te in terza persona. No, mi sarebbe piaciuto andare, ma purtroppo non ero a conoscenza di questo magnifico evento. Sono stati belli eventini impegnativi. Quindi da quando che lo conosco, questa è l'ultima festa che farò. Sempre la frase È il tipica. mio ultimo spring break. Dopo Dopo basta. Dopo un mese, free break, umano, Esatto, che sboro. Che sboro. È proprio da lui. Non so quanti drink ho bevuto Mi questo. viene in mente, te dicevi prima, la serata quella a Galeone, brasiliano. Sì, sì. Vi dico io l'aneddoto di quella festa là. Oddio. No. Quella festa là l'avevo organizzata con Candela e quello che è successo quella volta Gli là, effetti della che non chiara. c'era Io ho preso ghiaccio. le prime Non c'era dita. il ghiaccio? Non c'era ghiaccio. Bevi liscio? No, No. sono andato in pescheria, prendere il ghiaccio serve una spusa fresca. È un fiato. Sempre mica ho bevuto comunque. Nessuno si è lamentato. Perché ieri modesfai. Sì, ma ancora prima di arrivare c'è delle... Pescheria. C'era una Ha un pescheria là. odore strano questo ghiaccio. Buono. Che buono questo Io ho passato una bella oretta, sta una spazzare giasto e avevamo le baccinelle sotto di ghiaccio. Non so se volevo sapere questo. Ti sei pentita di Ormai. aver bevuto quella Ormai. roba? Ormai è andata. Giusto, è uscita. E ad un'altra festa non mi vergogno a dirlo ormai qui adesso. Ma dovresti, perché già sento. Non so se volete sentire. Beh, forse meglio di no, dai. No, vabbè. Dai. No, Ma lo vabbè. dico, che voi a K ero PR non mi davano i drink voi a K. Non c'era da bere voi a K. No, Cosa rubato che ho le fatto? bottiglie. No, abbiamo pisciato nei bicchieri, messo il ghiaccio e, facendo finta che era dei drink. E li mettevo là in giro. Sembra una cosa molto Tipo, cheap. facevo finta tipo là e lì... No, schippiamo sta roba qua. No, no, lasciala. E allora Così facevo sapete da finta- chi non accettare tipo, drink. non c'era da perché- bere, però magari sei in serata, se là c'è uno, vabbè, finisci tu, sai quella roba là. Dopo non so che fine facessero, però magari oltre la serata, una certa. Quindi la gente beve anche quello che trova. Per fortuna che non ho mai accettato un drink dal Esatto, botto. sì. No, ma non si conoscevamo Io ancora. sono stata sempre abituata a non prendere drink in giro. Sì, no, però di solito, cioè, è perché magari hai paura che ci buttino dentro robe, non perché Non ci il pisciano piscio. dentro. Effettivamente sì, quindi meglio così. Comunque io ho ancora l'immagine Tanto. che avevo pisciato della bottiglietta d'acqua, quelle piccole. C'era uno che dopo sarebbe venuto in sciata. Non ho visto la fine perché ero sbregato. Questo ho visto accadere una cosa simile perché sempre colui che sa nuota nelle pozzate We love you. ha pisciato dentro la bottiglia e ha pensato che fosse una buona idea berla, ma io ho tentato di fermarlo, ma lui proprio, cioè l'ha proprio sì. bevuta così. O suicidio. Lui fa tante cose strane. E io l'ho guardato e poi penso volesse anche darmi tipo un abbraccio, un bacio, una roba del genere. Guarda, cioè come Sei se- là, va bene lo come se- stesso. Certo. C'è anche un bellissimo video. Bene. E noi ci vediamo. Ma ne avevi altre robe, no? Ciao. Allo Spring state attenti a dove andate perché troverete gente che tromba, fa pompini, cose, sì, un po' ovunque. Vedrete gente vestita sempre in maniera molto divertente, dai Teletubbies, Ma è vero. gente vestita da pollo. Come pollo? Come Pollo? Non lo so, poi ci sono tante situazioni simpatiche, divertenti. Sì, ma secondo me il punto è proprio andare lì e vederle. Sì, esatto, perché cioè raccontate non valgono. Cioè c'è la gara a chi ce l'ha più lunga. Sì, esatto, è una gara a chi fa più cagare. praticamente. Beh, io mi ricordo il primo anno che c'erano degli addii al celibato, nubilato, roba, e per avere degli shot gratis dovevi fare il timbro col capezzolo, raga. Ne ho 23 con il mio. Mai riscossi perché ce ne siamo dimenticate, ma però quello è stato epico, veramente divertente. Che bello, perché No, sì. No, perché di solito ti chiedono magari di tirare fuori le tette per le sciottine. Vabbè, ma quelle le tiravo Quelli, fuori a vabbè, le tiri prescindere, fuori, cioè, tanto e me lo via. dai, quindi pace. No, però ho timbrato un quaderno, proprio mi hanno messo tutta la pittura apposta per la pelle e poi Che tu hai tante tette. e ne ho 23 infatti. Infatti, ne bastava. Almeno. Voi l'avevate fatto il Lemon Party di Molin? No,
Come no? Io e Molly non ci conoscevamo ancora. Porco Giuda. Molino lo conosco da... Una bellissima idea di Molì. Beh, oddio, perché non so si stava... se si possa mai definire qualcosa di bellissimo da parte di Moline. Secondo Poi me vedi era tu. era un capolavoro, perché ad una festa che era il trick or drink, avevo senza l'acqua, non so neanche mi sa. Vabbè, pensate, era una idea fantastica. Praticamente lui stava sempre in bar, no? Aveva un suo bar, il Già qua. banco Sexy Shop si chiamava, mi ricordo. Ah, che bello, lì vorrei partecipare, vorrei vendere un sacco di cose. E insomma aveva queste 2 scatole piene dei tondini, praticamente dei ciondoli con un numero, praticamente, no? Se lui andava là, tipo andavi te a prendere uno shot, ti dava potevi pescare un numero su questa Devi scatola trovare il rosa. tipo che aveva il tuo stesso numero. Dovevi trovare Beh. il tipo con il tuo stesso numero. Beh, Se tu andavi là, tipo avevi il 34, trovavi il tipo, il 34, vi limoravate davanti al bar, vi dava uno shot omaggio. beh, Io Quindi era un carino. triaio mi incredibile. ricordo che una volta beh, l'hanno come se il resto fatto- delle feste a cui partecipiamo non lo sia. l'hanno fatto una volta al boat party e io mi ricordo che c'era una mia amica che aveva lo stesso numero di un altro che io conoscevo, ma lei non voleva limonarlo, però c'era in palio Cioè- una caraffa intera. Ah, cazzo. Quindi io Si fa- ho preso il suo numero e ho detto a lui andiamo, e siamo andati davanti in prima fila, limonato, e c'era anche gente che ha tentato di rubarci il primo posto. Io guarda, Inculatevi, merde. Sì, raga, Col cioè, cazzo. l'ho preso e siamo andati là di corsa, sto cazzo, quella caraffa è nostra e ce la siamo Ah, ma quindi non era sicuro che la vincevate? Era una gara? comunque. perché era un primo, un secondo e un terzo posto. Ma in Quindi... base a cosa? In base al tipo di limone? Eh no, in base A chi arrivava per prima. primo, perché comunque tu stavi ok. andando a cercare la persona Ah, che aveva ok, il tuo ok. numero. Ho capito. E quindi, cioè, era comunque una cosa contro il tempo. E appena l'ho trovato, andiamo. Beh, scusa, come Meglio fanculo, cioè, è una Beh, caraffa. se possiamo uscire con la chicca, Vai. chicca, allora, spring break, sì, break, spring break, e feste del genere. Io ho conosciuto mio amoroso su Tinder, è già qua. Ok. Io i primi amici che gli ho presentato sono stati loro. Quindi, se avete morosi da poco, cioè lui mi conosceva da 5 giorni, ve lo dico, ci dobbiamo sposare, quindi vuol dire che è andata. Se volete una prova del vero amore, portateli a queste feste con i vostri amici, o portateli comunque a queste feste, se restano con voi, amore vero. Vero? Vero. Esatto. E devono chiedere per vendite a PIN. A PIN. Sempre a PIN. PIN. Se no non vale. No. Uguale. Se no non è amore vero. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, non superate i 100 like, altrimenti Chiara e Arianna ci faranno un panino con Wurstel. No, vabbè, sì, dai, un panino col Wustel. No, ho un'amica che è specializzata. Ma a fare o a mangiare? A tutti e due, perché lei era proprio la preparatrice di panini col Wustel. Lei quando entravi a casa ti dice, tu hai un panino col Wustel? Va bene, ma che ne sei un altro tocchettino, ti vuole? Va Vabbè. bene. Cosa fai? Te ne privi? Ne Perché privi, è volevamo buona fare- l'acqua, Ma ma anche il Wurstel. cazzo. Ecco, una cosa, io registravo sui megafoni. Allora, allo Spring Oddio, Break io andavo in giro con i microfoni. Quelli là. Microfoni o megafoni? No, sia con i microfoni, allora col megafono registravo le mie frasi, tipo culo! sulla pasta c'è il ragù, sul mio cazzo ci sei tu, cose del genere, bellissimo. Oppure andavo in giro con i microfoni a urlare queste frasi per tutto lo Spring Break. Eccoci qua. Peccato che non ci conoscevamo ancora. No, Già. se non sai che frasi, Sai che frasi? Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. non superate i 100 like. Mi raccomando. Ciao a tutti.